Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina dello sport, cominciamo con il Palermo, con la Serie B, i rosanero che continuano a deludere. Il pari di ieri contro l'Entella ha evidenziato tutti i limiti della squadra di Inzaghi. Il servizio di Marco Gullà. Il Palermo scivola in classifica, il pari esterno contro l'Entella non fa che alimentare il periodo opaco dei rosanero, ancora inconcludenti, senza identità, con un centrocampo da formaggio svizzero, pieno di buchi. E poi la difesa che fino a qualche giornata fa era il punto di forza, adesso invece è costantemente perforata, come ieri dal gol di Tiritiello al tramonto del primo tempo. Nella ripresa ci ha pensato Poyampalo ad aggiustare lo score, sembrava il preludio al riscatto dei siciliani, che invece non è arrivato. Il Palermo ha anche rischiato di perdere una partita che doveva segnare la riscossa. La traversa, colpita da Franzoni, ancora trema. E poi clamoroso gol fallito nel finale da Russo. Secondo me siamo partiti bene, col palo di Uggello e l'occasione di Leguaron, che ha messo la palla dietro poi a un palo, probabilmente poteva anche tirare. È chiaro che dobbiamo andare in vantaggio quando creiamo quelle occasioni. Poi abbiamo preso un gol che è una squadra che deve ambire a vincere le partite, non può prendere per me. E poi è stata in salita, secondo me il secondo tempo l'abbiamo fatto bene per 20 minuti. Però insomma non riusciamo a vincere, c'è ancora qualcosa che non va, dobbiamo fare di più e speriamo dalla prossima, ormai questa è passata. E come l'anno scorso e come l'anno prima, sembra un campionato fino adesso fotocopia quello del Palermo, anche ieri stessi errori delle stagioni addietro. È stata una partita difficile come ci aspettavamo, è un campo particolare, sono una squadra in salute, abbiamo cercato fino alla fine di vincerla. E ha fatto la partita secondo me che sicuramente dovevamo fare e dobbiamo stare più attenti perché abbiamo lasciato delle occasioni troppo facili nella troppa voglia di vincerla, dobbiamo essere più equilibrati. Rosanero che torneranno in campo sabato al Barbera alle 19:30 contro la Carrarese. In Serie C il Catania all'assalto del Latina, l'obiettivo ovviamente è quello di riscattare la sconfitta di Casarano. Tante le assenze per il tecnico Mimmo Toscano, in tribuna al Massimino ci sarà il presidente Ross Pelligra. Ci sarà Ross Pelligra, ci saranno oltre 16.000 tifosi, ma ci sarà soprattutto un Catania che vorrà riscattare la sconfitta di Casarano, costata partita, primo posto e secondo posto. Si riparte dalla terza piazza con la necessità di fare punti. Mister Toscano, che in conferenza stampa ha parlato di occasioni, sa che oggi contro il Latina è l'occasione per tornare a fare bottino pieno, specie al Massimino che finora ha portato in dote 19 punti su 28 complessivi. 21 i convocati e lunga la lista degli indisponibili: Gherardi, Quaini, Aloi, Chilafi, Martic, Pieraccini e Raimo. Toscano però non cerca alibi. Ci vuole pazienza, ci vuole determinazione, ci vuole partire subito forti, perché ho detto anche ai ragazzi, c'è un'altra statistica che abbiamo analizzato. Prima il tempo effettivo delle gare era tra i 50 e i 52. Noi abbiamo avuto una partita 37 minuti di tempo effettivo, quindi sono 18 minuti il primo tempo, 18 minuti il secondo tempo. Se non parti subito forte hai perso già metà del vantaggio che puoi avere. Le scelte: in difesa Allegretto, in mediana Corbari, in attacco Lunetta e Forte in vantaggio per giocare con Cicerelli, ma ovviamente ci saranno Caturano, Rolfini ed Ausilio che si candidano. Basta che partiamo dal presupposto che il Latina ha battuto il Benevento e ha pareggiato la Salernitana. Partiamo da questo presupposto. Quindi partita facile non sarà. E scende in campo al completo la squadra di Diretta Stadio con 3 ore live e costanti collegamenti dal Massimino. Calcio d'inizio alle 14:30, ma Telecolor scatterà mezz'ora prima per assicurarvi le ultimissime di Catania Latina. Le altre siciliane C invece hanno giocato negli anticipi, successo alla provinciale del Trapani contro il Foggia, pareggio in rimonta del Siracusa nella sfida salvezza con l'Altamura. Ci fa il punto Sergio Colosi. Bottino da 4 punti nel doppio incrocio Sicilia-Puglia, 3 per il Trapani che aggancia la zona play-off, 1 per il Siracusa che si mette a +2 dall'ultimo posto. Frizioni Granata, Antonini lamenta la scarsa affluenza di pubblico e l'esordio del direttore tecnico Volume, scelto per sostituire Pavone. Gli esclusi Celeghin e Carriero pagano il KO di Potenza, dentro i giovani Podrini e Marcolini. Il Trapani risponde sul campo con una buona
buona prestazione, complice un Foggia in crisi. 3 gol e quarta vittoria negli ultimi 5 incontri. La classifica ci imponeva appunto di sfruttare al meglio questo primo turno casalingo e quindi avevamo preparato una gara importante, gagliarda, cambiando anche a livello tattico qualcosina, mettendo qualche giocatore più offensivo per cercare di andarli a prendere alti e incominciare a fare la partita. Poi chiaramente i 2 gol iniziali ci hanno spianato la strada, ma i ragazzi hanno rispettato quello che era piano gara e le direttive su quello che bisognava fare. È un buon momento anche per il Siracusa, al terzo risultato utile di fila e con una sola sconfitta in 5 gare, chiuse con un saldo attivo di 10 punti. Gli azzurri contro l'Altamura fanno la partita, vanno sotto con il gol di Poli, creano tanto e al tramonto del recupero con l'assist di Valente e la rete di Di Paolo trovano il pareggio dalla panchina. Gare come queste il Siracusa un mese fa le avrebbe perse, è il segnale di come qualcosa sia cambiato. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti. Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Padre e figlia bloccati, siciliani bloccati in Iran perché la madre sarebbe fuggita con i documenti della bambina di 4 anni. La disperazione dell'uomo in un video che lancia l'appello: non abbiamo più dove dormire, intervenga l'ambasciata. Ancora violenza a Palermo, il branco aggredisce 2 ragazzi e un medico a Bonagia vicino all'impianto di skate. Un 36enne finisce in ospedale col naso rotto. Ci hanno picchiato e gettato per terra senza alcun motivo, racconta una delle vittime al nostro TG. Auto imbottita di hashish, arrestata una donna pusher, girava per la provincia di Catania con 52 kg di droga a bordo, ma non sapeva che ogni suo movimento era controllato dalla polizia. A Siracusa i carabinieri sequestrano uno scimpanzé acquistato sul mercato clandestino e tenuto illegalmente in casa da un cittadino maltese. L'uomo è stato denunciato. Schifani vada a casa. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sotto il murales di Falcone Borsellino a Palermo per manifestare con le opposizioni che chiedono le dimissioni del presidente della regione. In piazza anche i deputati regionali di PD e Controcorrente. Un colpo alla violenza in occasione delle attività per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Catania un corso di jiu-jitsu tutto al femminile per insegnare alle donne a difendersi dalla violenza fisica e psicologica. Il calcio, il Catania sfata il Tabulatina, al Massimino vince 1-0, decisivo il gol di Forte, il tecnico toscano, la classifica si scala vincendo così. Solo un pari per il Palermo in casa dell'Entella, finisce 1-1, si sblocca poi Ampalo, ma il gol del bomber rosanero non è bastato per tornare al successo. Bentrovati, in apertura all'appello di Andrea Papale, originario di Caltagirone, bloccato in Iran da oltre 20 giorni con la figlia di 4 anni, cittadina italiana, perché la madre sarebbe fuggita via con i documenti della bambina. Abbiamo finito le risorse economiche, intervenga l'ambasciata, dice l'uomo che sta attraversando una fase di separazione dalla moglie. I legali di Papale, Vincenzo Randazzo e Walter Biscotti, parlano di emergenza consolare, hanno presentato una istanza urgente all'ambasciata italiana a Teheran per ottenere un documento di viaggio provvisorio necessario per rientrare in Italia e partecipare all'udienza già fissata dal Tribunale di Caltagirone per decidere sull'affidamento della bambina. Domani un altro incontro al consolato italiano in Iran, ma sentiamo l'appello.
Sono Andrea Papale, padre di Flora, sono cittadino italiano bloccato in Iran. Praticamente mi trovo qui da 21 giorni, sono venuto a visitare mia figlia come regolarmente faccio. C'è una separazione in corso con la madre italo-iraniana che ha portato la bambina qui in Iran illegalmente 2 anni fa. Regolarmente vengo a visitare mia figlia, questa volta la mamma è scomparsa circa 10 giorni fa. Le autorità italiane consolari mi hanno aiutato a rintracciare la madre che è a Londra nella nostra casa e sarà lì ancora per 2 settimane, però la famiglia di mia moglie ha sequestrato i documenti di mia figlia, quindi non ho nessun passaporto né britannico né italiano della bambina e le autorità consolari italiane non vogliono rilasciarmi un documento di viaggio per mia figlia perché la madre telefonicamente non dà il consenso. Chiedo allo Stato italiano, alle autorità di aiutarci. Mia figlia ha il diritto sacrosanto di tornare in Italia e di essere protetta. Qui abbiamo finito i soldi, non abbiamo più dove stare, non abbiamo accesso a cure mediche d'emergenza. Se ha bisogno di un dottore mia figlia siamo per strada, abbiamo veramente bisogno di aiuto con questo sequestro dei documenti e l'assenza della madre. Ecco, era questo l'appello del padre della piccola Flora, 4 anni, lo ricordiamo, cittadina italiana, in questo momento bloccati in Iran. Intanto arriva anche una nota dall'ambasciata d'Italia a Teheran che sta seguendo il caso della minore sin dalla prima segnalazione nel novembre 2023. Il padre, Andrea Papale, che abbiamo appunto visto in questo appello, è giunto in Iran a inizio novembre e ha presentato richiesta di un documento di viaggio provvisorio, come lo stesso uomo raccontava. Adesso cambiamo argomento e torniamo a parlare ancora una volta di violenza a Palermo. Il branco questa volta aggredisce un gruppo di skater a Bonaggia. Un 36enne finisce in ospedale con il naso rotto. Noi sentiamo la sua testimonianza di quest'uomo che dice: mi ritengo fortunato, poteva andare peggio. Vediamo. Questo è il parco di Palermo, Bonaggia. E questo è quello che succede. Non lo toccate, cazzo! Erano andati a vedere quella che dovrebbe diventare la loro struttura di riferimento in città, lo skate park di Bonaggia, che dovrebbe essere inaugurato entro la fine del 2025, ma sono stati circondati da un branco di violenti, un gruppo di 6-7 ragazzini che li hanno picchiati e hanno rotto il naso a uno skater. Questa la testimonianza del 36enne skater picchiato selvaggiamente. Siamo stati avvicinati, io e un gruppo di amici, con noi c'era pure una ragazza, da un branco di 6-7 ragazzi che cercavano la rissa. Quindi hanno provato in tutti i modi, insultandoci, tirandoci dei sassi, ad ottenere quello per cui erano venuti. È scattata una vera e propria euforia. Questi ragazzi hanno cominciato a colpirci, hanno colpito più volte anche questa ragazza e io ho riportato una frattura scomposta delle ossa nasali. Dopo la fuga del branco, gli skater ancora sotto shock hanno chiamato il 112 chiedendo l'intervento della polizia e di un'ambulanza per soccorrere il 36enne che è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato per 2 giorni prima di essere dimesso con una prognosi di 30 giorni. Noi siamo stati relativamente fortunati perché poteva andare peggio, questi ragazzi potevano avere un coltello addosso. Mi ritengo in un certo senso quasi fortunato a essere stato io il succube di questa aggressione e non ragazzi minorenni che spesso sono con noi, perché oltre al trauma fisico potrebbe esserci stato anche un grave trauma psicologico che si sarebbe trascinato per tutta la vita. In auto con 52 kg di hashish, pusher arrestata dalla polizia di Catania ad insospettire gli agenti il nervosismo della donna durante un controllo stradale. Tonino De Mano. Girava per la provincia di Catania con l'auto imbottita di droga, ma non sapeva che ogni suo movimento era controllato dalla polizia. Sono bastati un accertamento stradale ed un po' di nervosismo per mettere nei guai una donna di 50 anni accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad effettuare l'operazione sono stati gli agenti della squadra mobile supportati dall'unità cinofila dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Catania. A seguito della perquisizione in diversi punti dell'auto e dopo aver smontato il cruscotto in plastica,
sono stati rinvenuti diversi panetti di hashish, altri erano stati occultati in un doppio fondo ricavato in prossimità dei sedili, altri ancora in un'intercapedine ricavata nell'impianto di aerazione dove erano state apposte delle viti non originali, particolare che ha indispettito i poliziotti. Complessivamente sono stati sequestrati 102 involucri per un peso di 52 kg di droga. Dopo le formalità di rito, la donna è stata trasferita nel carcere catanese di Piazza Lanza. In manette il ladro acrobata, sarebbe l'autore di 9 rapine notturne in pizzerie e ristoranti del catanese. È finito in carcere un 35enne con doti da acrobata, appunto. In un caso era entrato nell'esercizio commerciale attraverso un foro di una canna fumaria, come ci racconta Roberta Lunghi. Uno specialista nel furto notturno all'interno di pizzerie e ristoranti, con sole 2 incursioni in altre tipologie di esercizi commerciali, un negozio di ceramiche e una profumeria. In tutto 9 gli episodi tra Via Grande, Aci Bonaccorsi e Mascalucia nel catanese tra il febbraio e il luglio di quest'anno, attribuiti a Luigi Pulvirenti, 35 anni, arrestato e condotto in carcere dai carabinieri di Acireale. Fisico asciutto e capacità da acrobata, tanto da infiltrarsi anche attraverso il foro di una canna fumaria, come immortalato dalle immagini di videosorveglianza di una pizzeria a Via Grande la notte del 1° febbraio. L'uomo si sarebbe introdotto con un complice ancora non individuato per poi rubare il registratore di cassa. Da quel primo colpo Pulvirenti avrebbe rubato in un'altra pizzeria di Via Grande, forzando una porta secondaria, poi in ristoranti di Aci Bonaccorsi e Mascalucia, una gastropescheria di Via Grande violata per 2 volte e da cui avrebbe sottratto la seconda volta oltre al fondo cassa anche 5 kg di tonno. In tutti i casi le analisi dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di Via Grande, che hanno condotto le indagini, di ricostruire le dinamiche di ciascuno degli episodi e di individuare Pulvirenti come il presunto autore. A completare il puzzle anche gli abiti indossati durante le rapine, del tutto simili a quelli ritrovati nella sua casa. Uno scimpanzé in casa legato ad una catena è lo scenario che si è presentato agli occhi dei carabinieri durante un controllo in una casa di Siracusa. Era arrivato in Italia con il traffico illegale di animali, secondo soltanto a quello di armi e droga. Sentiamo Francesco Loi. In quarantena al Bioparco di Roma, lo scimpanzé sequestrato a Siracusa adesso è al sicuro, anche se ha ancora diverse ferite. Eccolo in queste immagini diffuse dai carabinieri del CITES, che lo hanno trovato legato ad una catena di 2 metri, in un'abitazione nel quartiere Cassibile. Era arrivato in Italia acquistato nel mercato nero. Questa specie di scimpanzé è la più somigliante all'uomo. Il suo corredo genetico infatti è molto simile, ma è anche ad alto rischio estinzione. Oggi vedere uno scimpanzé alla catena è assolutamente anacronistico, anche perché è una specie ad altissimo rischio estinzione. Infatti a Roma al Bioparco vivono in spazi liberi all'aperto. L'uomo, originario di Malta ma residente a Siracusa, è soltanto uno dei tanti ad avere approfittato del traffico illegale di animali, che in Italia ha un giro d'affari di 3 miliardi di euro all'anno. Ed è secondo solo al traffico di armi e di droga. Le specie più ricercate sono alcuni grandi primati come gli scimpanzé e gli oranghi, ma anche pappagalli esotici, alcune specie di rettili e grandi felini. Come era facilmente prevedibile, denuncia l'associazione ambientalista Mare Amico, è crollata nuovamente la pista ciclabile, lo vediamo, di San Leone ad Agrigento. Senza gli interventi in mare per frenare le mareggiate, l'erosione costiera si è aperta un varco e ora a rischiare seriamente la striscia di asfalto del viale delle dune. Servono immediate aggiunge Mare Amico, immediati interventi annunciati dalla Regione, dal Genio Civile e dal Comune, e queste sono le immagini che vedete della mareggiata che ha portato via appunto la pista ciclabile. Andiamo a Scicli ora con la lotta alle strutture ricettive fantasma. Il Comune ha creato una task force mesi fa che sta setacciando l'intero settore contro l'esercizio abusivo. Scovata e sanzionata la prima struttura. Veronica Barbarino.
Mancato pagamento della tassa di soggiorno e concorrenza sleale sono alcuni dei fenomeni finiti nel mirino della task force del comune di Scicli, in azione per scovare strutture ricettive abusive sul territorio. La volontà dell'amministrazione è quella di dare un servizio di qualità al turista, tutelare quelle strutture in regola e l'immagine di una Scicli che rischia di mettere in ombra l'identità UNESCO del centro storico. Esistono infatti sul territorio attività fantasma di accoglienza che non riscuotono né versano l'imposta di soggiorno al comune e non assicurano gli standard di servizi adeguati, creando concorrenza alle imprese che operano in regola. Non è facile andare a intercettare, andare a incrociare tutti i dati. Quindi c'è stato un lavoro di sinergia tra l'ufficio tributi, che è l'elenco di tutte le strutture, in collaborazione con la polizia municipale, perché all'ufficio anti-evasione. Quindi si sono incrociati tutti i vari dati e da qui già è nata una prima sanzione di 4.000 euro. La struttura individuata nei giorni scorsi era priva di SCIA, CIN e CIR e totalmente sconosciuta al fisco. Ogni struttura per legge, inclusi B&B e affitti brevi, deve ottenere il CIN registrandosi nella banca dati nazionale delle strutture ricettive. Questo codice va poi esposto in modo ben visibile e inserito in tutti gli annunci pubblicitari. I controlli proseguiranno. Giuseppe Conte sbarca nuovamente in Sicilia per la manifestazione organizzata in piazza dalle opposizioni al governo Schifani. Vediamo com'è andata con Maglio Viola. Dal leader 5 Stelle Giuseppe Conte fino all'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, oggi eurodeputato di AVS, tutti in piazza a inscenare un sit-in sotto il murales che raffigura Falcone e Borsellino di fronte al porticolo turistico della Cala a Palermo. Una protesta contro il governo della regione, al quale viene chiesto di farsi da parte dopo il diffondersi di notizie sulle indagini che riguardano vari esponenti della maggioranza, da quello che è stato definito il sistema Cuffaro alle accuse di corruzione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia come l'assessore al turismo Elvira Amata. Ecco, io mi chiedo, di fronte anche a esponenti di Fratelli d'Italia coinvolti, di fronte al caso dei concorsi truccati in sanità che ha visto direttamente coinvolto ancora una volta Cuffaro, di fronte a esponenti della Lega anche coinvolti in questi scandali, come possa Giorgia Meloni far finta di nulla, visto che ha detto che è scesa in politica, si è impegnata in politica per l'esempio di Borsellino. Come si può tollerare questo sistema di malaffare e di corruzione e far finta di nulla? Che vadano a casa. In poco meno di 200 hanno protestato, fra di loro 23 deputati di opposizione a Sala d'Ercole, dunque PD, 5 Stelle e Ismaele Della Vardera, ma anche i rappresentanti delle segreterie dei partiti, della sinistra alternativa non rappresentata all'Ars, militanti e simpatizzanti. Una manifestazione a supporto di una mozione di sfiducia che, in forza dei 23 voti su cui conta l'opposizione, non ha possibilità di passare. Se anche i deputati Sud Chiama Nord la votassero, mancherebbero all'appello ancora almeno 10 voti. La mozione di sfiducia non deve essere firmata solo dai 23 deputati dell'opposizione, ma deve essere firmata da tutti i siciliani. In piazza anche l'eurodeputato 5 Stelle Giuseppe Antoci, che in tanti indicano già come il prossimo candidato del centro-sinistra per la presidenza della regione nel 2027. Alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne a Catania un incontro per imparare tecniche di autodifesa con le arti marziali. Ci racconta tutto Emanuela Corsi. Stalking, scippi, violenze sessuali, femminicidi. Per le donne oggi sapersi difendere è fondamentale, alla luce dei fatti di cronaca che le vedono vittime di continui atti di violenza. Alla vigilia del 25 novembre a Catania, oltre 70 donne si sono date appuntamento sul tatami per apprendere tecniche di difesa personale e aumentare la propria autostima in caso di situazioni di pericolo. Si dà la possibilità di conoscere un'arte marziale come il Jiu-Jitsu, in questo caso con delle tecniche di autodifesa, proprio per capire che oggi le donne, proprio per tutto quello che accade, per qualsiasi tipo di violenza, non solo l'estremità del femminicidio, ma oggi purtroppo spesso si parla di violenza anche domestica, di stalking, violenza psicologica anche sui social. Il messaggio che noi come comunità del nostro dojo vogliamo mandare alle donne è quello di avere più fiducia in se stesse. Il Jiu-Jitsu è un'antica arte marziale giapponese. Il principio di base sta nella
applicare una determinata tecnica proprio nell'ultimo istante dell'attacco subito in modo da utilizzare la potenza dell'avversario contro di lui. Veniva praticata dai samurai come disciplina di difesa, tecnica di difesa per difendere quelli che potevano essere gli shogun e gli imperatori. Viene studiata come tecnica di difesa e non mai di offesa, però principalmente studiava tutto quello che potevano essere le caratteristiche nostre per sfruttare il nostro fisico nei confronti di un avversario che ce ne attaccare. Ai giorni nostri dove viene utilizzata molto spesso sia nelle scuole di polizia che in tanti corpi armati come tecniche di difesa o di offesa secondo quello che si vuole utilizzare. Come scriveva Jane Austen, le donne hanno diritto di chiedere l'amore e il rispetto che meritano. Non siamo fatte per subire, ma per brillare con la nostra unicità. A Messina adesso, dove è stata inaugurata una mostra sul lavoro della polizia stradale con scatti nei luoghi simbolo della Sicilia orientale. Sul cratere dell'Etna è di fronte la statua del Liotro, da Siracusa e Sortino al Duomo di Messina. Foto aeree scattate da Luigi Nifosi a bordo di un elicottero che testimoniano il lavoro quotidiano della polizia stradale in Sicilia orientale. Una prospettiva diversa per scoprire i luoghi del quotidiano. I luoghi come simbolo della bellezza del nostro lavoro, l'arte, la cultura per trasmettere e veicolare un messaggio importante che è il messaggio della consapevolezza del rispetto delle regole. Solo attraverso il rispetto delle regole possiamo ottenere e raggiungere quel grande risultato che è la sicurezza stradale. L'obiettivo della mostra, nata dalla collaborazione tra la Polizia Stradale di Messina e l'Archivio Fotografico Siciliano nell'ambito della ricorrenza della Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada proclamata dall'ONU nel 2005, è quello di sviluppare la cultura della legalità e il rispetto delle principali regole della sicurezza in strada. Ma il lavoro è svolto unitamente al mondo della scuola in tutte le province, compreso la provincia di Messina. Non smetterò mai di ringraziare il mondo della scuola che ci accoglie sempre a braccia aperte, ed è attraverso il contatto con i giovani che si può sviluppare un cambiamento culturale che sta alla base della nostra mission. L'iniziativa è servita a diffondere la cultura della sicurezza con le scuole. La mostra nel transatlantico del comune di Messina rimarrà in esposizione sino al 12 gennaio. Ci fermiamo per una pausa, tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio e il Catania ancora vittorioso al Massimino. Basta un gol di Forte per avere la meglio sulla Latina e riprendere la marcia dopo la caduta di Casarano. Marco Carli. Il Catania si conferma imperforabile al Massimino, 0 gol subiti in 8 partite. Ne basta uno segnato per avere la meglio sul Latina. Nel tabellino dei marcatori si scrive ancora Forte in una gara di nuovo caratterizzata da errori arbitrali che questa volta non condizionano il risultato finale. Toscano, con tante assenze soprattutto nel reparto arretrato, si affida ad Allegretto. Corbari gioca dal primo in mediana, in attacco Forte preferito a Caturano. Subito colpito duro alla caviglia Ciccerelli da Porro, deve lasciare il campo. Entra Jimenez. È proprio il nuovo entrato a condurre il pallone nella metà campo avversaria, servendo Forte. Stop dell'attaccante che appena entrato in area lascia partire un sinistro preciso nell'angolo opposto. La palla si insacca, 1-0 per il Catania, rete numero 5 per la punta in campionato. I rossazzurri controllano e pungono. Su angolo di Jimenez la palla arriva sui piedi di Casasola che di sinistro indirizza in porta, salva Calabrese sulla linea. Ancora Catania, dopo un'azione di Jimenez, Basti allontana ma la palla finisce sui piedi di Donnarumma che conclude, il portiere respinge e Forte in acrobazia manda fuori di poco. I rossazzurri legittimano il vantaggio e lo difendono col loro portiere, gran parata di Dini sulla conclusione di Parigi dopo un calcio d'angolo. Ci prova anche Riccardi, bella conclusione dal limite che si spegne di poco al lato, qualche brivido ma si resta sull'1-0. Ecco di nuovo il Catania, Forte di testa prolunga benissimo per Lunetta che lascia partire una bella conclusione respinta bene da Basti. Dopo 2 episodi dubbi nell'area laziale fra fine primo tempo e inizio del secondo, Forte scatta, supera il portiere ma si allarga e su di lui torna Parodi che respinge la conclusione.
Toscano cambia l'attacco, fuori forte Lunetta, dentro Caturane d'Ausilio. Quest'ultimo appena entrato serve Corbari che conclude fra le braccia di Basti. Bravissimo il portiere subito dopo, su colpo di testa di Di Gennaro, conclusione dal limite dell'area piccola e parata distinto. Si resta sull'1-0 ed è anche il risultato finale. Il Catania torna subito a correre davanti al presidente Pelligra, conferma la tesi. Nel suo fortino può costruire il sogno, da alimentare però anche lontano dalle mura amiche, a partire da Picerno sabato prossimo. Il Palermo invece continua a deludere. Il pari di ieri contro l'Entella ha evidenziato tutti i limiti della squadra di Inzaghi. Sentiamo Marco Gullà. Il Palermo scivola in classifica, il pari esterno contro l'Entella non fa che alimentare il periodo opaco dei rosanero, ancora inconcludenti, senza identità, con un centrocampo da formaggio svizzero, pieno di buchi. E poi la difesa che fino a qualche giornata fa era il punto di forza, adesso invece è costantemente perforata, come ieri dal gol di Tiritiello al tramonto del primo tempo. Nella ripresa ci ha pensato Poyampalo ad aggiustare lo score, sembrava il preludio al riscatto dei siciliani, che invece non è arrivato. Il Palermo ha anche rischiato di perdere una partita che doveva segnare la riscossa. La traversa colpita da Franzoni ancora trema e poi clamoroso gol fallito nel finale da Russo. Secondo me siamo partiti bene, col palo di Uggello e l'occasione di Leguaron che ha messo la palla dentro, poi a un palo probabilmente poteva anche tirare. È chiaro che dobbiamo andare in vantaggio quando creiamo quelle occasioni. Poi abbiamo preso un gol che è una squadra che deve ambire a vincere le partite, non può prendere per me. E poi è stata in salita, secondo me il secondo tempo l'abbiamo fatto bene per 20 minuti. Però non riusciamo a vincere, c'è ancora qualcosa che non va, dobbiamo fare di più e speriamo dalla prossima, ormai questa è passata. E come l'anno scorso e come l'anno prima, sembra un campionato fino adesso fotocopia quello del Palermo, anche ieri stessi errori delle stagioni addietro. È stata una partita difficile come ci aspettavamo, è un campo particolare, sono una squadra in salute, abbiamo cercato fino alla fine di vincerla. E ha fatto la partita secondo me che sicuramente dovevamo fare e dobbiamo stare più attenti perché abbiamo lasciato delle occasioni troppo facili nella troppa voglia di vincerla, dobbiamo essere più equilibrati. Rosanero che torneranno in campo sabato al Barbera alle 19:30 contro la Carrarese. Ancora una pausa e ritorniamo tra pochissimo. Ritorniamo in studio per i saluti finali, non ci sono aggiornamenti, questa edizione del TG finisce qua, grazie per essere stati con noi, da parte mia e dei tecnici della regia un buon proseguimento di serata, arrivederci.